Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG. Ritorniamo a seguire notizie ed eventi dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito dal mondo dell'arte perché ha aperto al pubblico a Trieste al Museo Revoltella la splendida e interessante mostra dedicata a Van Gogh. Oltre 50 capolavori dell'artista più amato dal pubblico di tutto il mondo, in mostra fino al 30 di giugno. Una mostra che si preannuncia essere ancora una volta, dopo il grande successo a Roma, la mostra dei record, che vedrà anche in via del tutto straordinaria il ricongiungimento dei due coniugi Ginù. Ne andiamo a parlare subito insieme ai protagonisti, le curatrici, la professoressa Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti, l'assessore alla cultura di Trieste Giorgio Rossi e Iole Siena, presidente di Artemisia, organizzatore della mostra. Bisogna andare a questa mostra con il cuore aperto, naturalmente, e godere di tutto quello che di bello sa darci, di bello e di spiritualmente alto sa darci, anche di amore per la vita, per le cose, per carità, per la realtà, moltissimo. Quindi c'è un incontro, deve essere un incontro e anche un abbandono di fronte appunto a questa rara figura d'artista, grandissimo e da noi molto amato. Un punto di arrivo, perché sono 6-7 anni che stiamo lavorando per mostrare quello che valiamo, sia una testimonianza di quelle che sono le nostre risorse culturali, sia soprattutto quella che è la nostra anche forza di lavoro, la forza costruttiva, di programmazione, quindi è un arrivo, una meta che sembrava irraggiungibile. Ci sono più di 50 capolavori, tra cui alcuni famosissimi di Van Gogh. C'è Il Seminatore, che è un'opera iconica, c'è l'Arlesiana, che viene dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che è un'opera in assoluto, forse una delle più conosciute di Van Gogh. Ci sono tutte le opere di Van Gogh importanti, viene ricostruita tutta la sua storia e la sua carriera, quindi dai primi quadri che dipinge fino agli ultimi poco prima di spararsi. C'è l'ultima opera che chiude la mostra, che è Il Vecchio Disperato, si chiama così, che ritrae un uomo accartocciato su se stesso con la testa tra le mani, disperato, e che è evidentemente il sentimento di Van Gogh, che di lì a poco si sarebbe ucciso. La mostra di Van Gogh è una mostra spiegata, raccontata. Abbiamo cercato di dare voce a quest'artista che ha spiegato attraverso le sue lettere l'evoluzione della sua arte, delle sue opere e la sua vita. Ha raccontato tutto passo passo e lo facciamo attraverso i pannelli, lo facciamo attraverso delle didascalie che spiegano opera per opera e attraverso un servizio di visite guidate divise tra le visite guidate per gli adulti e quelle per i bambini. E per farvi un esempio, quella dei bambini, che è bellissima, è il pannello di Van Gogh, che guida il bambino nella sua evoluzione, come capisce i segreti della pittura e grazie al suo amico Vincent come riesce finalmente a esprimere un'idea sulla tela, e quindi il pennello diventa il protagonista del racconto. E passiamo invece, sempre parlando di arte e di design, a Udine, perché si apre la Udine Design Week. Dal 2 al 17 marzo, 3 fine settimana alla scoperta del design in città. Tema per il 2024, futuro anteriore, riprogettare, riproporre, riesaminare. Ne parliamo insieme ad Anna Lombardo, organizzatrice, il professore dell'Università di Udine Alessandro Sdegno e l'assessore alla cultura di Udine Federico Pirone. Udine Design Week è un appuntamento che si svolge qui da quasi 10 anni, che è stato sempre in grado di rigenerare e rigenerarsi. Quest'anno in particolare una manifestazione intelligente che mette in contatto, in relazione il mondo della scuola, mondo dei creativi, mondo dell'economia, per una vocazione che è di questo territorio, del nostro paese, e noi come Comune di Udine ci sentiamo dentro questa sfida, questo progetto di rigenerazione. Sì, dunque l'università partecipa a questo interessante evento ormai da alcuni anni, a Udine Design Week, perché ritiene che sia il tema del design che la sostenibilità, tutte le tematiche su cui stiamo lavorando siano perfettamente compatibili con quelle di Udine Design Week. È una manifestazione che unisce gli studenti, unisce la cittadinanza, unisce i professori, li aggrega verso dei territori che sono comuni, sui quali stiamo lavorando da anni e che intendiamo
continuare a potenziare appunto anche nel tempo. Udine Design Week, 8ª edizione, dal 2 marzo al 17 marzo tutta la città per 3 lunghi weekend è coinvolta nel design d'epoca che si troverà qui alle gallerie del progetto del Comune di Udine, i civici musei. Oltre alle gallerie del progetto, in città ci saranno 15 negozi dove abbiamo scovato delle icone del design installate al momento della ristrutturazione, quindi il design per tutti, accessibile a tutti, godibile da tutti nei luoghi pubblici della città. Dal 2 al 17 marzo, per informarvi potete scaricare la app UDV_24, ma potete anche vedere i tanti totem che sono sparsi per la città e sono provvisti di codice QR che rimandano sia alla mappa di Google per trovare subito gli indirizzi dei luoghi di Udine Design Week, sia al sito Mudefri dove sarà caricato il programma degli eventi. Chiudiamo parlando di lavoro in Friuli Venezia Giulia con il Recruiting Day FVG che si tiene a Fagagna. 11 imprese ricercano personale per 150 posti di lavoro. Andiamo a scoprire insieme i protagonisti, i requisiti, come candidarsi e le scadenze. Ricordo che i profili ricercati dalle aziende sono molti e diversificati nelle aree operativa, tecnica e impiegatizia. Ne parliamo insieme all'assessore regionale Alessia Rosolen e il responsabile del Recruiting Day Anna Lombardo. Non solo per favorire la crescita dell'occupazione, ma per favorire la crescita delle imprese e dell'attrattività del nostro territorio. È necessario impegnarsi in un momento particolare rispetto all'ingresso all'interno del mercato del lavoro delle persone, in particolare dei giovani e delle donne, e dell'evoluzione dei sistemi dei servizi pubblici per l'impiego, che sono chiamati sicuramente a un compito molto diverso da quello che hanno svolto nel corso degli anni e che deve dettare il passo sia rispetto ai percorsi formativi e quindi al mismatch che si sta creando, sia al matching tra le offerte e le persone che cercano lavoro. Siamo di nuovo qua riuniti perché adesso avremo un altro Recruiting Day che si terrà nella zona collinare di Fagagna con 11 aziende che ricercano personale di varie qualifiche. Sono 150 i posti messi a disposizione e in quel contesto, assieme al Comune e ad Adecco, abbiamo organizzato questo evento. Si svolgerà in una sede messa a disposizione dal Comune e anche in questo caso, come tutte le altre volte, i candidati possono presentare domanda e verranno selezionati e poi inviati all'azienda per fare il colloquio. È un'occasione importante anche questa perché, come sempre, l'azienda ci sarà un colloquio diretto fra la persona e l'azienda e quindi la possibilità di confrontarsi rispetto all'offerta che viene fatta e alle modalità poi per l'eventuale inserimento. Le aziende oggi si sono presentate, sono aziende in continuo sviluppo che stanno ricercando personale, che sono in crescita e che quindi hanno tutta l'intenzione di mantenere questo trend di crescita nell'ambito del nostro territorio. E per noi è molto importante come Regione essere a supporto di queste aziende.